Buonasera, innanzitutto buon anno, visto che questo è il primo X-News del 2013. E per questa puntata è con noi Luca Zaia, governatore del Veneto. Buongiorno e buon anno, governatore. Buongiorno a tutti e ovviamente auguri. Guardi, il Veneto dà ogni anno 16 miliardi di euro di tasse a Roma, che Roma puntualmente si fuma e dà in mano agli spreconi. Se Monti, nell'anno che è passato, visto che Monti corrisponde esattamente al 2012 di fatto, avesse deciso di applicare i costi della spesa pubblica del Veneto a tutta Italia, avrebbe ogni anno un risparmio di 28 miliardi di euro, che corrispondono a un terzo, più di un terzo del costo del nostro debito pubblico. Certo. Allora, se lui non ha coraggio di dire ai siciliani basta 25.000 forestali, ne devi avere solo 400 come il Veneto, è il suo problema, è lui premio Nobel dell'economia. Io trovo inaudito pensare che si poteva fare la scelta di obbligare tutti ad essere virtuosi, invece si è fatta la scelta di lasciare sprecare gli spreconi e a noi di chiedere di tagliare ancora di più.